Potrebbe essere stato un autocarro parcheggiato senza segnalazioni e sporgente sulla corsia di marcia ad avere provocato il sinistro mortale nel corso del quale hanno perso la vita i due giovani autisti favaresi, Alberto Vella, 34 anni, e Daniel Giudice, 32. Con questa ipotesi la Procura di Rieti ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale e lesioni personali colpose il camionista conducente del camion. Come si ricorderà, il 15 settembre i due giovani autisti della Patti Tour di Favara erano alla guida di un bus carico di 49 migranti che da Porto Empedocle doveva raggiungere il Piemonte. Per cause che gli inquirenti stanno accertando, mentre percorreva l'autostrada A1 all'altezza di Fiano Romano, si è schiantato contro il camion con rimorchio ribaltandosi e provocando la morte dei due e il ferimento di alcuni passeggeri. Le indagini dunque hanno stabilito che nel registro degli indagati, con l'accusa oltre che di omicidio stradale anche di lesioni personali colpose, fosse adesso iscritto il conducente del camion con rimorchio.